Oggi si conclude questa campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione e devo dire che la cittadinanza ha risposto abbastanza bene. Devo ringraziare innanzitutto i miei collaboratori, i medici e gli infermieri che si sono prodigati affinché questa manifestazione avesse un grande successo e così è stato. Purtroppo devo dire che queste manifestazioni sono abbastanza rare, si dovrebbe ripetere ogni anno diverse volte, ma al di là di questo, se vogliamo che la prevenzione funzioni a 360 gradi a livello nazionale, dobbiamo introdurre una materia che si chiama educazione sanitaria sin dalla scuola elementare, scuola media, scuola superiore, in modo tale che insegniamo ai ragazzi uno stile di vita sana e che non devono intraprendere dei percorsi che poi portano all'insorgenza di queste malattie evitabili che, come sappiamo, sono le malattie cardiovascolari e i tumori.